Abbiamo accolto la signora Giulia in corso di gravidanza quando ha scoperto di essere in dolce attesa di 3 bimbi, in cui si è rivolta al nostro ospedale e chiaramente è stata seguita passo passo dal nostro ambulatorio di gravidanza a rischio, fino a che è stato concordato un primo ricovero per fare la maturità dei bimbi e poi successivamente concordare il cesareo con la patologia neonatale a 34 settimane. Infatti ieri c'è stato il cesareo della signora dove sono nati tutti e 3 i bimbi, alle 13:11 il primo e a seguire gli altri 2. Tutte e 3 stanno molto bene e nel momento in cui ovviamente abbiamo fatto il cesareo, che grazie alla signora che è stata rilassatissima è durato pure poco, i bimbi nel contempo sono stati assistiti dai neonatologi e fatti vedere ovviamente subito dalla mamma, che era più contenta che altro. Un parto cesareo e anche qui, nonostante la tensione e la paura, sono riuscita a superarlo grazie alla tranquillità e alla serenità che mi hanno trasmesso tutti i medici e gli anestesisti. Insomma, mi hanno saputo cullare e coccolare nel migliore dei modi, soprattutto durante anche le visite che facevo periodicamente ogni mese, ogni settimana, e sono riusciti a portarmi fino alla 34esima settimana per farmi partorire nel migliore dei modi, in modo più sereno possibile.